Diamo intanto i dati del bollettino mattutino. Sono 1937 i cittadini che sono positivi, 366 ricoverati, in terapia intensiva abbiamo 119 persone, quindi 119 pazienti in terapia intensiva, 107 dimessi, quindi abbiamo già 107 persone che escono guarite dai nostri ospedali, 55 decessi. E vedendo i dati ne viene fuori che c'è la necessità di fare ancora appello ai cittadini. Non nego che c'è una timida risposta che potrebbe diventare anche importante, positiva rispetto all'atteggiamento che abbiamo tenuto. Ringrazio i veneti per aver ascoltato il mio appello, li ringrazio veramente di cuore. E insomma, è innegabile che la sera non ci sia nessuno per strada, che se togliamo il traffico che creano le aziende oggi ne abbiamo un esempio. Io sono venuto in macchina, ho fatto l'autostrada, sono entrato qui a Mestre, a Marghera oggi, l'ho fatta con assolutamente agilità, avrò incontrato 10 macchine da Conegliano a qui. Penso che i veneti stiano dimostrando un grande senso di responsabilità, di civiltà e di solidarietà. E io chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio. Anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto con i massimi esperti, epidemiologi, coloro che studiano i virus, ne viene fuori che il tema della cura vera è quella dell'isolamento fiduciario. Siccome non sappiamo chi sono i portatori, fra virgolette, sani, cioè gli asintomatici, che riescono a contagiare a loro volta 2,4 persone a testa, che a loro volta contagieranno 2,4 persone a loro volta, capite che cresce la popolazione e cresce la diffusione del contagio. Per questo motivo dico, restate in casa, evitate di uscire se non ci sono validi motivi, che sono quelli lavorativi o dei problemi indifferibili. Evitiamo, adesso il tempo per fortuna ci aiuterà, questo fine settimana non sarà bello, è brutto dire così, evitiamo tassativamente le passeggiate. L'appello che faccio ai veneti, stiamo andando verso il fine settimana, le passeggiate nel lungomare o altre robe del genere, perché comunque trasportate il virus e noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Quindi veramente un appello a tutti, siamo nel weekend, mi sento di dire fortemente evitate di fare, lo dico ogni volta, la cena di condominio, la divanata del condominio per vedere la televisione tutti assieme, la tombola, le carte, insomma tutte queste attività che non si fanno. Bisogna che i nuclei familiari restino quelli storici, in maniera tale che non si dia modo al virus di diffondere. Guardate che per assurdo, dobbiamo dirlo ai veneti, se il virus si trovasse da solo e non trovasse più un ospite nel quale entrare, cioè un corpo umano nel quale entrare, il virus sparisce con velocità. Allora vi chiedo questo impegno. Io penso che verosimilmente nel giro di 2 o 3 giorni avremo già l'esito del lavoro che stiamo facendo i veneti, e io, guardate, sono sicuro che se continuiamo così, quella maledetta curva che abbiamo nell'algoritmo, con le proiezioni, che sappiamo che si può solo modificare con l'aiuto di tutti i veneti, perché i veneti sono la vera cura contro il coronavirus, e quella curva sono sicuro che inizierà a discostarsi da quella che è la proiezione. Discostarsi vuol dire lasciarci più tempo per curare i veneti ammalati, evitare di intasare gli ospedali e ovviamente far trovare un letto libero per tutti. Questo è quello che vi dico, e veramente vi prego di seguire con attenzione tutte queste attività. Noi ci stiamo attrezzando con gli ospedali, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottecin, abbiamo visto anche stamattina il piano degli ospedali che vi presenteremo. Ovviamente è sempre in evoluzione, perché comunque gli indicatori sono quelli di una prudenza estrema. Voglio ricordarvi che qualcuno ha visto che stiamo ripulendo e stiamo riattivando i vecchi ospedali. Lo facciamo, ma con l'ottica ovviamente di avere prudentemente e sapientemente un magazzino, o meglio una disponibilità di letti accessori, ma nel piano troverete anche questo. Però è impensabile pensare che pazienti Covid, pazienti coronavirus possono andare in strutture che sono dismesse da anni, dove non ci sono impianti, dove non ci sono attività utili per curarli. Faccio un esempio. Il paziente coronavirus, a differenza degli altri pazienti in terapia intensiva,
tira ossigeno 20-30 volte in maniera più importante di un paziente in terapia intensiva normalmente. Cosa significa? Che ci vogliono impianti degni di questo nome per l'ossigeno, perché altrimenti c'è la laminazione, come si dice tecnicamente, e gli impianti si congelano, non passa più l'ossigeno. Quindi voi capite che è impensabile utilizzare vecchie condutture di vecchi ospedali. Ovvio che teniamo, ovviamente, stiamo riattivando anche vecchie strutture, perché potrebbero servirsi per delle medicine, per altre attività che dobbiamo garantire come cura ai cittadini. Noi vogliamo fino in fondo non sospendere le cure. Vi ricordo che ieri abbiamo dato la lista delle attività che vanno in riduzione, ma il che significa che noi teniamo ancora aperte le sale operatorie per gli oncologici, per gli urgenti, il materno infantile non viene toccato. Oggi una signora mi ha scritto e mi ha detto: ma è stata annullata la mia ecografia di controllo e sono una donna incinta. È grave che sia stata annullata, tanto è vero che vogliamo capire per quale motivo e per quale errore. Potrebbe essere perché forse l'operatore che doveva fare l'ecografia è positivo al coronavirus e quindi è in isolamento fiduciario, ma staremo a verificare. Niente panico rispetto al fatto che gli ospedali riescono a dare servizi, però questo accade solo se tutti ci mettiamo d'impegno. Se non ci mettiamo d'impegno, gli ospedali si intaseranno e a quel punto non ci saranno letti per tutti. Questo è quello che vi voglio dire. Faremo delle scelte importanti ovviamente sugli ospedali. Cercheremo ovviamente di fare scelte prioritariamente dedicate a questi pazienti, perché se avremo il picco della curva noi dobbiamo essere in grado di garantire le terapie intensive e semi-intensive in maniera performante. Altro aspetto che vi voglio affermare sono due cose che voglio ricordarvi. La prima è quella che, siccome mi scrivono in tanti rispetto alle aziende, a me risulta dalle informazioni che abbiamo che hanno fatto un tavolo a livello nazionale, sindacati, quindi parti sociali, governo, mondo datoriale, mi sembra di aver capito dalle informazioni che hanno confermato un'intesa sui dispositivi e su quant'altro. Lo dico perché molti cittadini sono ancora convinti che questa sia una facoltà della Regione. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Il mio pensiero è che se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende debbono essere chiuse. Ve lo riscandisco. Se i lavoratori non hanno la certezza di avere la messa in sicurezza, le aziende debbono essere chiuse. E quindi questo è un invito al mondo degli imprenditori, che so essere attento e responsabile in questo momento, di attivare ogni misura per mettere in sicurezza i lavoratori. Abbiamo poi nell'ambito delle imprese, lo dico a quelli che con molta facilità parlano senza ragionare, abbiamo nell'ambito delle imprese che non potranno chiudere mai, e sono quelle dell'agroalimentare, sono quelle del biomedicale, sono quelle dell'industria farmaceutica, che sono vitali per noi, e conseguentemente anche tutte quelle della logistica che assistono queste imprese. Ma la Regione del Veneto e le regioni italiane non hanno la possibilità di chiudere imprese. I tamponi. Allora, guardate, noi non accettiamo lezioni da nessuno, perché siamo quelli che sono stati accusati per i tamponi. Io sono quello che ha voluto tamponare tutti i cittadini di Vo. Oggi Vo è un case history. Vi dico che abbiamo fatto 29.000 tamponi a un'ora fa, adesso saranno già 30.000. Siamo la comunità che ha fatto più tamponi a livello mondiale. Vi diamo dopo una tabella nella quale il Veneto è il primo, poi il secondo paese, visto e considerato che vedo in qualche articolo, in qualche riflessione giornalistica che tutti citano la Corea. La Corea viene dopo di noi, Veneti, poi questi sono dati ufficiali, poi c'è l'Islanda, e l'Islanda si inserisce come terzo posto per ovvi motivi, perché è piccola e facile da tamponare velocemente, la Lombardia, poi la Cina e dopo la Norvegia. Il numero di tamponi per milione di abitanti, e il primo posto è il Veneto con 4.817 tamponi ogni milione di abitanti. Questo per dire che noi la politica dei tamponi, ve lo ripeto, la vogliamo portare avanti. Abbiamo un progetto che presenteremo la prossima settimana di ulteriore aggressività rispetto ai tamponi. Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road,
che li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo, più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così.